in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali all'appuntamento con lo sportello pensionati. Vediamo subito gli ospiti con noi oggi in studio: Liliana Della Rovere dell'FNP CISL di Udine, e dopo tanto tempo è ritornato nei nostri studi anche Fabrizio Bernardis. Buonasera. Sempre dell'FNP CISL di Udine. Buonasera, come state? Tutto bene? Tutto bene. Ecco, un piacere avervi in trasmissione. Io partirei con Fabrizio. Proprio su alcune parole del commento del segretario generale della CISL Luigi Sbarra sulle proposte della Presidente del Consiglio. Ora ci aspettiamo un dialogo costruttivo per arrivare a un nuovo patto sociale. Su questo incalziamo e sfidiamo il governo. Sì. A te il commento. È chiaro che come sindacato e quindi come forza, diciamo così, sociale che fa da trade union fra le categorie, fra operai, pensionati, eccetera, eccetera, ed il governo, abbiamo assolutamente un ruolo di concertazione da svolgere con le forze politiche e con il governo attuale. Con il governo precedente in realtà le cose non andate abbastanza bene, nel senso che c'era questo rapporto, voglio dire, costante sui temi di attualità, sui temi che più interessavano, e per cui ora ci si aspetta dal nuovo governo un atteggiamento costruttivo di questo tipo, cioè che ci sia una relazione costante e quindi che ci sia un confronto su quelle che sono le tematiche che stanno più a cuore. Ma dal discorso sociali. della Presidente che cosa si evince? Dal discorso della Presidente proprio, ha no. in qualche modo un attimino confermato, diciamo così, le politiche del governo Draghi. Si capisce che è un momento questo di grossa difficoltà per il Paese e per chiunque lo voglia governare o sia chiamato o eletto a governarlo. Per cui si è mossa con prudenza, come era logico aspettarsi. E rispetto a questo atteggiamento prudenziale, il nostro segretario generale naturalmente diciamo così, se apprezza questa buona volontà o questa capacità di affrontare i problemi, diciamo così, con ponderazione, ecco, si aspetta comunque che ci sia comunque questo tipo di confronto e questo tipo di dialogo costruttivo, anche in relazione alla gravissima, purtroppo siamo costretti a ripeterlo quotidianamente, lo sentiamo no, da tutte le voci, la situazione gravissima socio-economica attuale, che comporta il dover prendere alcune serie di misure, insomma, ecco, e soprattutto, secondo quello che è emerso anche in sede di congresso nazionale della CISL, la necessità o l'opportunità della stipula, diciamo così, di un patto sociale, ecco, fra le forze, cioè cosa vuol dire? Che fra governo, sindacati e le imprese, ecco, bisogna che ci sia un accordo su come sulle scelte da prendere, su che cosa, se si deve rinunciare a qualcosa, dove si può spingere perché possa aumentare, diciamo così, la capacità di produzione di reddito, quindi la capacità di lavoro, quindi migliorare le condizioni, quindi creare nuove opportunità per le pensioni, per gli anziani, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, in effetti Sbarra dice che la riforma deve partire dai più deboli, garantendo una redistribuzione che solo il principio di progressività può assicurare. Certo, beh, il principio di progressività lo conosciamo, no? Cioè, è un principio tra l'altro fissato dalla Costituzione che dice che ognuno deve contribuire progressivamente in base alle proprie risorse, diciamo così, a quella che è a creare il fondo di risorse statali, no? Poi lo Stato ha il compito di ridistribuirle in servizi, chiaramente l'occhio rivolto ai più deboli ci compete, cioè diciamo che noi, no? Essendo un'associazione solidaristica, rivolta ai lavoratori e ai pensionati, e chiaramente siamo rivolti e abbiamo un occhio assolutamente di riguardo per chi ha più bisogno. Ecco, per cui il ragionamento del segretario generale andava in questo senso. Ecco, ha fatto anche un riferimento sulla sicurezza. Ricordiamo che sabato a Roma c'è stata questa manifestazione unitaria, sì. di CGIL e CISL e UIL proprio per quanto riguarda la sicurezza. Esatto.
Poi non so se ecco, volevo Sì. introdurre così una notizia interessante rispetto a quello che è stato un provvedimento governativo che è stato assunto il 10 ottobre, che è importantissimo. Non so se stasera avremo il tempo di analizzarlo, diciamo così, puntualmente. Proviamoci almeno in vediamo se apertura di riesco in trasmissione. sintesi, almeno ecco. Si tratta praticamente di uno schema di legge delega al governo in materia di politiche assistenziali per gli anziani e per le persone non autosufficienti. Si va quindi a concludere un iter che ci ha visto, come CISL, pensionati soprattutto, protagonisti. Cioè noi da anni spingiamo, mi ricordo una manifestazione alla quale io stesso ho partecipato al Circo Massimo a Roma assieme alle altre categorie sindacali, ricordo che c'è stato un patto addirittura fra 52 associazioni, compresi i sindacati, per sostenere questo tipo di iniziativa e quindi per sollecitare il governo. Adesso questa iniziativa che va a favore delle persone anziane non autosufficienti è inserita addirittura nel piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi utilizzerà dei fondi europei e quindi non rimarrà probabilmente, voglio dire, un semplice libro dei sogni o una dichiarazione di begli intenti che viene formalizzata in un testo, ma dovrà trovare realizzazione. Quindi che cosa ha fatto il governo? Ha elaborato questo schema di legge, l'ha approvato e adesso praticamente questo passerà per il parere delle commissioni delle Camere competenti, sia parere tecnico e finanziario, e poi tornerà al governo, il quale ha tempo fino al 1° marzo 2024 per assumere uno o più provvedimenti legislativi in attuazione di questo schema. Schema interessantissimo, composto di sole 9 pagine, ma che invito a chi ha un po' di tempo, con una minima ricerca, veloce ricerca in internet, a leggersi, soprattutto chi ha in casa, diciamo così, delle persone non autosufficienti. Si tratta, almeno dei primi commenti che si sentono, praticamente di veramente una rivoluzione copernicana in questa materia. Ecco, magari analizziamo qualche contenuto, visto che tu hai avuto modo allora, di diciamo che le direttrici prepararti. sono tre essenzialmente, no? In questa legge, cioè c'è un settore che riguarda l'invecchiamento attivo e la prevenzione delle fragilità, e un settore che riguarda invece proprio la non autosufficienza, e un terzo, diciamo così, direttrice di intervento che riguarda i caregiver. È un anglicismo per definire le persone che si prendono cura ecco, e che possono essere o persone che vengono, diciamo così, remunerate, oppure familiari, spesso e volentieri. Ecco. Per quanto riguarda la non autosufficienza, che forse è diciamo così, uno degli aspetti che ha delle novità più interessanti, è prevista una nuova definizione di quelle che sono le caratteristiche, no? Chiamiamo così le problematiche, per definire una persona non autosufficiente e quindi diciamo così, inserirla in un progetto di interventi di sostegno, utilizzando anche delle classificazioni che sono internazionali, insomma. E magari poi riprendiamo un attimo, perché spero è molto complessa. È molto complessa, però è importante perché così i cittadini già hanno un'idea di quello, no, che può arrivare. Certo. Solo che bisognerà aspettare fino a marzo del prossimo anno. Tempi lunghi, proprio perché si tratta di un intervento molto complesso, proprio anche da realizzare. Liliana? Sì. C'erano delle aspettative? Sì, perché stavano parlando di questa quota flessibile, come poterla anche un po' indirizzare, quindi come erano già nello no? studio, come gestirla e tutto, e sembra che il governo Meloni abbia deciso, non ancora deciso, ma sia portato a confermare, diciamo, le flessibilità che ci sono tuttora, quindi l'APE sociale, l'opzione donna e la quota 102. Adesso vediamo in che maniera, come le studieranno, come faranno, ma l'indirizzo è quello, non c'è una modifica totale, radicale come si sperava, no? E io scommetto che tu ti eri già messa lì a guardare, a vedere, per dare suggerimenti. È vero che ti eri già preparata? Sì, mi ero già preparata a vedere. Conosciamo Liliana, sappiamo no, come è ligia al dovere. Sì, perché era interessante vedere come avrebbero sviluppato questa quota flessibile, perché chiaramente dicevano che sì, d'accordo, dice prima con la sommatoria, devono dire ora qual è la quota, la sommatoria tra il diritto dell'anagrafico e contributivo.
Poi quindi sarebbe stato non rigido come adesso, che quota 102 dice 64 di età e 38 di contributi, quindi poteva essere anche flessibile l'età anagrafica e la contribuzione, però non prima dei 61 e 62 anni di età, così era almeno l'indirizzo. E adesso con eventuali non si sapeva... Dovrei andare a rivederti, da quello che capisco, tutta la Fornero. Tutto? La Ah beh sì, ormai se resta la Fornero, chiaro. Ho fatto una battuta, ho fatto solo Ma va bene, va bene. Va bene, sì, Bisogna perché tanto la sdrammatizzare. Fornero non è mai tramontata, quindi agli effetti tuttora esiste, quindi chiaro che si va con queste regole qua. Quindi 42,10 per gli uomini e 41,10 per le donne, 10 mesi restano, no? Quindi non c'è, fino al 2026 resta questo indirizzo, ecco, diciamo, no? Vediamo nell'APE sociale se ci saranno poi delle scadenze, perché come adesso sono tre momenti diversi che si può fare la domanda, quindi a marzo, entro il 15 luglio, anzi adesso il 30 novembre è l'ultima scadenza per l'APE sociale del 2022, quindi devono chiedere la certificazione e presentare la domanda di pensione, perché l'INPS esamina a dicembre e eventualmente se accoglie liquida l'APE sociale direttamente. Quindi questa qua... Quindi decidersi, perché poi non si sa, no? Sì, non si sa A parte che se hai maturato il diritto, ritengo che ormai... La domanda l'hanno già fatta, sì. quindi presumo che l'hanno già fatta, Una volta che hai maturato il diritto, il prossimo anno, anche se non l'hai ancora presentata, sai che puoi comunque presentarla, dico bene? I diritti acquisiti non si perdono. Quota 102 cristallizza il diritto quest'anno, può magari chiederlo anche il prossimo, perché 64 anni di età... Sì, perché per il momento si cristallizza, quindi può usufruire fare la domanda anche il prossimo anno, non è che cambia niente, voglio dire, che si fa quest'anno al prossimo. Su questo fuori di ogni dubbio, no? Adesso bisognerà vedere quali novità si affacceranno, no? E quando soprattutto, perché ci sono tante tematiche, tante problematiche, tutte quante ugualmente urgenti. Sì, esatto. Anche se i pensionati chiaramente incalzano, no? Vogliamo avere una... Il problema sono le risorse, no? Come sempre, purtroppo. C'è la buona volontà, l'auspicio è comunque, eccetera, ma poi le risorse bisogna in qualche modo trovarle, no? E quindi o si fa leva su altri sistemi di contribuzione, non lo so, oppure bisognerà cercare di economizzare al massimo quello che sia, tenendo presente, e Liliana mi insegna, che c'è una perequazione, con il tasso di inflazione così alto, la perequazione che era al 2, no? 1,7, 1,9, al 2, dovrebbe andare al 7, cioè... Vediamo, non abbiamo ancora la conferma, perché entro novembre dovremmo saperlo. Poi bisogna vedere se lo Stato riuscirà a dare una perequazione pari al tasso di inflazione, perché il 7-8% moltiplicato per tutte le pensioni è una cifra tragedia, considerevole, è chiaramente. Veramente un baratro. Quindi staremo a vedere, insomma, non so quello che riusciranno a fare. E quindi entro la fine di novembre si dovrebbe sapere? Entro novembre si dovremmo saperlo, perché devono fare il rinnovo delle pensioni, perché con la fine di novembre preparano le pensioni di gennaio, quindi tutto dicembre va per preparare le pensioni 2023. Perché già abbiamo ricevuto le telefonate nelle puntate scorse di quanto aumenterà, quanto sarà. A questo punto Sì, perché infatti l'anno scorso cosa è successo? Non avevano ancora la perequazione già fissa e hanno dato l'1,7 e quindi da gennaio era partito l'1,7. Dopo è arrivata la conferma che sarebbe stato 1,9. Per quel motivo adesso prendiamo gli arretrati a novembre dello 0,2 o 0,20. Perché? Perché abbiamo avuto meno soldi di quello che era previsto. E quindi adesso vediamo cosa diranno a novembre. Ci facciamo, almeno qui noi in studio, una piccola pausa, ci rivediamo fra poco, rimanete con noi. Vi ricordo che da adesso in poi potete cominciare a telefonare 0432 573517 oppure inviare solo SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco. Eccoci qua in studio, mi pare di capire che abbiamo già una telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Mario. Cercavo soltanto di capire un attimo se, siccome ho ricevuto i 200 euro di bonus quest'estate, se ho diritto anche ai 150 euro che arriveranno forse a novembre,
e se devo fare qualcosa per averli. Dipende dal reddito intanto, no? Sì, però io ho ricevuto i 200 e quindi rientravo nel reddito che era previsto. Sì, però per un gli lavoratore ulteriori dipendente. doveva avere un reddito ancora più basso. Sì, no? allora- 20.000 lordi. Bisogna vedere, lei è un lavoratore dipendente, mi scusi, è un Pensionato? Ecco, allora, il pensionato riceverà 150 euro, le verranno praticamente dati il mese di novembre in automatico dall'INPS, cala un attimino il tetto, diciamo così, perché mentre prima il tetto era 35.000 euro 2021, Sì, no? Invece adesso cala 20.000. ho capito. Ecco. Quindi se Bene. lei ha un tetto imponibile, ha avuto nel 2021 col 730 di quest'anno, con i redditi che ha, un tetto inferiore al 2021, avrà in automatico i 150 euro. Mi perdoni, i redditi lordi? Devo Sì, sì, guardare. è imponibile. Imponibile. Va bene, grazie e buonasera. Salve. E possiamo sapere da dove ci ha chiamati? Sì, da Bertiolo. Da Bertiolo? Sì. Va bene, grazie. Noi siamo A lei. curiosi, sa, soltanto così per capire da dove ci chiamano i telespettatori. Va bene, grazie Buonasera, per aver grazie. chiamato. Buonasera. Buonasera. Qui abbiamo una richiesta. Allora, con SMS, ecco un attimo. Ho lavorato oltre 20 anni nel settore privato. Ora ho un impiego pubblico, ho iniziato quando i contributi andavano all'INDAP, ora assorbito dall'INPS. Come faccio a raggruppare i due periodi di versamento? Qua. E qui entra in gioco Liliana. Quindi Argomento questo dipende tuo. solo dalla tipologia che quando farà la domanda di pensione, quindi deve chiedere della tipologia delle pensioni in cumulo con la legge 232 del 2016. Questa legge dice che non serve fare il trasferimento con la legge 29 quella del 79, ma è sufficiente chiedere il calcolo ogni periodo lavorativo dal suo gestore, diciamo, dal suo settore pensionistico. Quindi la gestione privata farà il calcolo del periodo e dell'importo della pensione che le viene. La gestione pubblica, che è ex INPDAP, diciamo, farà il calcolo del suo pezzo e l'insieme delle due cose sarà una pensione che si chiamerà VO cumulo. Quindi lei farà una domanda di pensione anticipata in cumulo. Vediamo chi c'è in linea. Adesso Sì. è finito di dare la Sì, risposta sì, al sì. messaggio. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Pronto, il Walter di Castiglione, no? Sì. Io volevo sapere se ho diritto ai 150 euro con 950 euro di pensione che ho. Sicuramente sì. Come devo fare per avere quei... Lei, buonasera. Lei con 950 euro al mese ha diritto sicuramente, perché pensi che il tetto per i lavoratori dipendenti è 1538, siamo lì e quindi non si preoccupi che li avrà sicuramente. Vedi automaticamente. Sì. Automaticamente, se li Sono già nella ritrova rata. accreditati in banca oppure in posta o dove, insomma, come percepisce la Sì, pensione. sì, D'accordo? Sì, sì, ho verificato, sono già in rata, sono già nella rata di novembre per tante persone. Sì, sì, per i pensionati sì, anche Sì. Grazie. E è una questione di Volevo dis. Eh, E dopo una questione di Volevo dis. domandare un'altra roba, no? Sì. Che dici? Io ho 1500 euro di ISEE, no? Mi hanno detto di fare l'ISEE cortala, no? E sono stato in questo e quello il modulo, no? Dopo ho fatto quel modulo lì, lei ha detto una partana. bisogna capire, ma lui parcellà e fa l'ISEE, scusi. E fa l'ISEE corto perché mi hanno detto di fare che non arrivi la femmina non lavora, mi hanno detto che sei stata a farlo il mese d'aprile, no? Sì. E mi hanno detto perché non ho fatto l'ISEE corto come mi hanno detto. Ah, forse sì, mi hanno detto di fare un ISEE, allora siccome che hai cambiato la situazione, mi pare di capire così, hai cambiato la situazione reddituale, allora hanno detto che il VOD, che l'ISEE si può, lui l'ha fatto il mese d'aprile, ma se dopo il mese di aprile al gambie, diciamo così, il reddito familiare, si può fare un tipo di ISEE corrente, si chiama così, che va a certificare le nuove situazioni e magari lo mette in condizione di vedere
al Catre di Pui, per esempio, no? Già lui al Varà... Ma c'è che abbiamo detto di fare il fondo spesa Sì, allora lui là di fa così, lui al va di un patronato, no? Con che li che l'ha fatto là? mo, un patronato deve a andare. Mortean, ecco, Io sono stato di web un'ora sul patronato, mi hanno detto di lei queste. boh, ma forse bisogna vi dice che aveva in mano lui. Ecco. Ah, sì, No, per avere la c'era carta spesa. la carta sì, acquisti, per avere no? la carta, sì, sì, sì. Sì, è buono. Allora va in questo con il disegno UF, perché robe lì, quindi vedrà che lo tegnerà c'è che covente, insomma. Va bene? Va bene. Va Buonasera. bene. Salve. Grazie per aver chiamato. Mandi, ha detto che chiamava da Castione. Castiglione no? di strada, sì. E non è sempre chiaro, no? Nelle domande Vorrei riuscire. sapere se progetto donna rimane. Cioè, speriamo. se opzione donna. È opzione donna, quindi Lei ha sì. scritto progetto, ma è Oh, ma è opzione. Ma opzione sembra donna, appunto sì. che nelle prospettive sembra che lo riconfermeranno. Adesso devono modificare il requisito dell'età. Adesso vediamo quale sarà il requisito dell'età. Perché finora era 58 per le dipendenti al 31/12/2021. E quanti anni? È 30? 35 di di lavoro lavoro. effettivo e 50, invece 59 per le lavoratrici autonome. Quindi Sì. adesso vediamo che cosa hanno intenzione di fare quest'anno, quello che viene. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Buonasera. Pronti? Pronto, buonasera. Buonasera. Io sono di Castione di Zoppola, non Castione di Strada. Ecco. Ascolti, vorrei farle una domanda. Mia moglie prende la pensione e con l'integrazione prende 424 euro al mese. È comprovato da diversi a Torino che è sorda da un orecchio. Avrebbe qualche probabilità di prendere una pensione di invalidità? Ma la pensione che prende sua moglie è da lavoro? 200 euro di lavoro e 220 euro di quell'integrativo che hanno dato molti anni fa. Ah, l'integrazione al minimo allora probabilmente, sì. sì. Quindi, e che età ha sua moglie? Ha 74 anni, No, allora no. niente, No. è fuori. No, perché è passato i 67 e quindi diventerebbe sì pensione sociale che non è più. Ho capito. Perché lei ha comprovato da diversi a Torino che è sorda da un orecchio. Come le dicevo. Quindi fare forse- l'aggravamento per avere... Ma ben se fosse un'invalidità, ma ha parlato di una pensione da lavoro, quindi difficilmente fanno un aggravamento su questo. Sì, Capito, grazie. prego. Grazie a lei, grazie a Buon lei. proseguimento di serata, mi piace. Le piace la trasmissione, ci Sì, segue. sì, bravo. Bene, sono proprio contenta. Penso Grazie, faccia piacere buonasera. anche Buonasera. a voi, è vero. Buonasera, grazie per Buonasera. aver chiamato. Anche noi siamo molto contenti quando le persone ci telefonano, no? direi Quando di sì. telefonano Certo. qui anche proprio per esporre le loro problematiche, le loro, no, Sì, infatti. le loro questioni. Sì, quando fanno le domande, appunto, Io so che Liliana no, è particolarmente... freme, no? Sì, freme perché è contenta di far sapere tutto quanto, no? Quello che Sì. lei ha appreso in tanti anni di lavoro all'INPS Sì, e sì, adesso lo dico ogni volta. Io lo dico ogni volta. E tu invece stai guardando che cosa, Fabrizio? Sto Perché guardando ancora quel la provvedimento legge, sì, lì, sì, quella sì, legge sì, che abbiamo perché- detto che dovrà essere sì, perché è approvata. molto Poi con te invece interessante, parliamo di insomma, scadenze, Sì. no? Telefonata telefonata pronta? pronta. Abbiamo una comunque. telefonata ancora. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Allora, buonasera, sono Barbara da Povoletto. Buonasera, Io signora. volevo un'informazione. Mio marito aveva quasi tutti i requisiti per la pensione come anticipata per lavoratori precoci. Sì. Ecco, gli è stata rifiutata solo perché non è stato licenziato, ma aveva un contratto e in scadenza non gli è stato rinnovato. Praticamente lui doveva essere disoccupato al momento della domanda per l'anticipata. Sì, mio marito è disoccupato, stiamo pagando i contributi volontariamente, solo ce l'hanno rifiutata perché non è stato licenziato.
Nel senso, lui aveva il lavoro a tempo, a contratto, ed è scaduto il contratto, non gliel'hanno rinnovato. Ma questa la domanda l'ha fatta l'anno scorso o quest'anno? La domanda l'abbiamo fatta cioè la risposta l'ho avuta il 27 di aprile del 22. Sì, però la domanda, voglio dire, della quota 41 è stata fatta precedentemente. Sì. Perché le norme di quest'anno dicono che non serve essere disoccupati, diciamo, da almeno 3 mesi, mentre l'anno scorso era necessario che ci fosse una disoccupazione da almeno 3 mesi. Quindi la regola, diciamo, del disoccupato è cambiata rispetto all'anno scorso. Quindi se avesse fatto la domanda quest'anno erano già delle regole diverse. E quindi adesso cosa deve fare? Ripresentare la domanda? Può anche provare a ripresentarla. Se sono cambiate. Guardi, le leggo la lettera subito. La signoria vostra non risulta cessato dal rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 76. La NASPI è stata concessa a seguito della fine della proroga del contratto di lavoro. Sì, ma era disoccupato, quindi cioè, non è che il contratto era scaduto. Sì, ho capito, scaduto. No, mio marito ha lavorato, è scaduto il contratto, non gliel'hanno rinnovato. Abbiamo chiesto la NASPI perché lui è disoccupato tuttora. Ho capito. Solo che noi paghiamo i contributi volontariamente adesso. Per arrivare ai 42 10 mesi? Sì. Sì, perché purtroppo era tassativa quell'elencazione lì, no, delle motivazioni, no? Per cui il licenziamento era tassativo, era un requisito tassativo evidentemente, no? Questo è successo purtroppo. Ecco, io volevo chiedere, adesso se mio marito trova un lavoro, anche se ha ormai 59 anni, per un periodo di 4-5 mesi, 6, dopo lo licenziano, può rifare la domanda? Sì, con in base sì, vero, con le regole Eliana? di adesso, sì. Sì? Sì, in base alle regole attuali, sì. Ah, va bene, però comunque non capisco perché se uno o è licenziato o non è rinnovato il contratto non sia la stessa cosa. Purtroppo sono le regole i testi di legge, rigide. le leggi, no? A volte dicevano i latini summum ius summa iniuria, cioè proprio più la legge è precisa e più significa che uno cade, diciamo così, in una esclusione che non è, voglio dire, che appare illogica. Purtroppo se c'è scritto licenziamento, quello deve essere, no? Che poi questo sia giusto, sbagliato, eccetera, eccetera, ne possiamo parlare, ma purtroppo questo che poi adesso siano cambiate le cose. Sì, quindi... insomma, va meglio, questo va sicuramente meglio, meglio. e quindi... Insomma, vuol dire che hanno preso atto di questa problematica. Insomma. Va bene, grazie Va mille. bene, Prego, grazie a lei Buonasera. per aver chiamato. Grazie. Buonasera, buonasera. Piccola pausa, ci vediamo fra poco. Eccoci qua, ci siamo e abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Buonasera, con chi parliamo? Pronti? Noi ci siamo, siamo qui. Chi c'è di là? Pronto? Perso la linea. Pronto? Eccola, l'abbiamo. Sì, buonasera. Buonasera. Mi scusi se la disturbo. No, non disturba per niente, anzi, ci fa piacere ricevere telefonate. Allora, senta, io ho 80 anni. Sì. Ho 80 anni. Sì, abbiamo sentito, lei ha 80 anni? Sì, ma non ho versato pochi versamenti. Sì. Mio marito, abito con mio marito, che è in pensione. Sì. Posso avere qualcosa anch'io, almeno come casalinga. Bisogna vedere. Sì, perché sì, la pensione sociale spetta se si rientra nel limite di reddito. Lei non ha nessun reddito. Io non ho nessun reddito. Suo marito però. Però suo marito bisogna suo marito capire ce l'ha? che reddito ha suo marito. Mio marito sì, ha la casa coi campi.
La casa coi campi. Allora può essere che non rientra per quello. Bisogna vedere il limite di reddito, il marito quanto ha di reddito con i campi. Non so dirle. Signora, ma lei si è mai rivolta a un patronato? Sono rivolta tante volte che mi sono stufata. Perché mi hanno sempre detto che se abito con mio marito non ho diritto a niente. Purtroppo, signora, il problema è proprio quello, no? Ma adesso io non mi sento di consigliarle una separazione, voglio dire. No, mi perdoni se... Però sa che un prete me l'aveva consigliata. Proprio un prete. Vedemo. Perché i preti conoscono le strade del Signore, ma anche quelle del diavolo, no? Per cui avrà detto magari questo... No, adesso scherzi a parte, il problema è che nelle condizioni sue probabilmente suo marito avrà un reddito che va oltre il limite per il quale lei avrebbe diritto alla pensione, capisce? Anche qua... E che limite sarebbe allora? Lo so, il limite adesso dirglielo a memoria mi pare che sia il doppio del minimo. 16.000, una cosa del genere. Adesso dirglielo a memoria francamente è un problema. Tu te lo ricordi? Però sicuramente memoria, se lei signora si è rivolta al patronato e anche più volte, purtroppo sicuramente il patronato ha verificato la situazione reddituale della famiglia e purtroppo ha escluso la possibilità per lei di avere la pensione. Spiace, ma è così. Magari il reddito sfora di poco, no? Ma come diceva la signora di prima, purtroppo il limite, cioè se il limite è 100, quello che ha 101 non prende niente, no? Come quello che ha 200, per esempio. Mi no? scusi se la disturbo. No, non disturba, signora. Dov'è quella via di Codroico che hanno detto prima? La via di Codroipo? Per dove c'è il patronato? Via Montenero, per andare al patronato a Codroipo, signora. Via Montenero è nella piazza del mercato, no? A Codroipo, presente? Ecco, dietro al supermercato, in fondo, lì verso la stazione sulla destra, c'è il nostro ufficio, il nostro sportello. Ed è aperto tutti i giorni, sa? Così io a Codroipo sono sempre, possiamo parlare di persone. Assolutamente, signora. Noi siamo felici di vederla, di scambiare due parole con lei. Allora, che via Monte? Via Montenero. Via Montenero. Va bene, Va così bene. vengo a trovarvi. Grazie signora, grazie per aver Grazie, grazie a chiamato. voi. Vada a Codroipo direttamente. Sì, vengo a trovare la città così. Ecco, va bene. Perché io sono in un paesetto di Vargo. Ah, ho capito. Va bene, La signora. ringrazio tanto. Grazie a lei Buonasera. per aver chiamato. Buonasera. Non ho capito bene se ci deve essere ancora una telefonata che attende, che ormai mancano 2 minuti al termine della trasmissione. Io direi di chiudere proprio con questo messaggio che è testè arrivato. Mi sono rivolta a un patronato pensando ad avere i requisiti per poter fare richiesta di pensione. Mi è stato detto che non avevo diritto e avrei dovuto aspettare qualche anno. Alcuni mesi dopo ho cambiato patronato, il quale subito mi ha fatto la domanda, la quale è stata accettata. C'è qualche modo di rivalleggiare sul primo patronato per i mesi di pensione persi? No. No. Assolutamente no. Ma probabilmente perché adesso ce l'ha, perché sono maturi i tempi, in sostanza. Immagino di sì. Bisogna vedere che tipologia di pensione poteva chiedere, perché forse poteva aver chiesto una pensione che non era inerente a quella, quindi per quel tipo di pensione non aveva diritto, ma per quest'altro può darsi avesse diritto, perché ad esempio nel cumulo si mette dentro anche la roba della gestione pubblica, quindi a titolo. Se invece lo chiede solo gestione privata, gliela respingono. Adesso bisogna valutare che domanda gli ha fatto il patronato prima. Esatto, o magari l'ha fatta a cavallo di una modifica legislativa. Anche questo. Mi sembra strano che un patronato, adesso al di là del... Sì, in genere stanno attenti, quindi è difficile che... Altro che... Bene, chiudiamo la trasmissione fra 1 minuto. Tu hai delle scadenze? Adesso sappiamo che il 30 novembre c'è la scadenza per i lavoratori autonomi che chiedono i 200 euro e quindi anche i liberi professionisti con partita IVA, quindi quello è la prima scadenza.
Dal 15 ottobre si può, collegandosi online col sito dell'INPS, chiedere anche la maggiore aliquota per l'IRPEF, quindi se uno pensa di pagare poche tasse e vuole pagare di più o togliere le detrazioni d'imposta, può collegarsi e chiedere di non avere le detrazioni d'imposta. Questo anche può farlo direttamente. Altre scadenze, il 12 di gennaio, cioè per quelli residenti all'estero che devono presentare l'esistenza. Ne parleremo magari, sì, perché il 12 gennaio è sì, lontano. C'è tempo. Dobbiamo chiudere? Dobbiamo chiudere. Dobbiamo magari io spero chiudiamo. che tu ritorni presto per illustrarci. Sì, secondo me vale la pena di approfondire. Certo, approfondire, perché sì. ci sono delle novità interessanti, secondo me. Anche curiose, cioè cose particolari. Assolutamente. Quindi ringraziamo Liliana Della Rovera, FNP CISL Udine, ringraziamo Fabrizio Bernardis, FNP CISL di Udine. Grazie alle persone che ci scrivono, alle persone che ci telefonano. E grazie anche a Isabella. Ringraziamenti. Fine, abbiamo chiuso. Fine. Siamo fuori tempo massimo, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.